Agrigento ha tagliato oggi un nuovo traguardo nonostante il momento critico che sta attraversando la sanità siciliana sia da un punto di vista di organici che riorganizzativo, che prevede la riduzione dei posti letto e di conseguenza la rimodulazione del personale. Ma al San Giovanni di Dio di Agrigento opera oggi un nuovo reparto di neurologia che potenzia i servizi offerti al territorio. Guarda, certamente è un traguardo importante, come si dice, mettere una bandierina di salute in un territorio e soprattutto nella città di Agrigento, perché è il capoluogo di questa grande provincia e io credo che il capoluogo di questa grande provincia deve avere tutti i servizi che la legge stabilisce per gli ospedali di primo livello, e quindi la neurologia fa parte integrante di questi servizi, perché ovviamente questa popolazione ha il dovere di avere da noi i servizi necessari per avere una sanità buona. Il polo inaugurato oggi sarà un punto di eccellenza per la sclerosi multipla? Ma guardi, la prospettiva che ho discusso con la dottoressa Gaglio, che è il primario, è quello che intanto noi dobbiamo avere una unità operativa di neurologia. Dentro questo la programmazione regionale parla della stroke unit, voi sapete cosa significa e l'importanza che ha per le malattie cardiovascolari. Dentro questo ovviamente poi le professionalità di questa equipe che noi puntiamo anche a implementare, perché diciamo questo è l'avvio di un'attività e che ovviamente ha bisogno magari di una pianta organica un po' più consistente. Ma lì poi ci sono tanti temi, dall'Alzheimer, dalla sclerosi multipla, poi ci sono dei centri regionali con cui noi ovviamente dobbiamo scambiare conoscenze, dobbiamo scambiare dati, dobbiamo confrontarci. Oggi non è più tempo di carriere, ribadisce il commissario Termini, ma bisogna operare per il territorio. Io siccome penso che il personale deve essere impiegato per i servizi che deve dare, non può essere messo laddove non serve. E qua purtroppo ancora ci sono troppe aree che dobbiamo andare a diboscare, dove c'è più personale di quello che serve, in alcuni dove c'è meno personale di quello che serve. Come sarà organizzato questo reparto? Allora, l'assessorato ha previsto per noi nella rete ospedaliera 16 posti letto, in cui è inserita la stroke unit di secondo livello e un centro per la sclerosi multipla, chiaramente già attivata da 2 anni, che funziona già a pieno regime. Adesso annunciamo con grande orgoglio l'apertura del reparto della degenza ordinaria con 6 posti di degenza ordinaria e 2 di day hospital. Abbiamo cominciato i ricoveri ieri, il reparto è già pieno, siamo felicissimi di questo traguardo.